posso finalmente e con orgoglio confermare che Cornedo ha 0 contagi. Un risultato ottenuto tutti insieme dalla nostra comunità dopo quasi 1 anno e mezzo di pandemia, dopo un'altalenanza di numeri che ha visto numeri altissimi fino finalmente ad oggi ad arrivare a 0 contagi. La soddisfazione del primo cittadino di Cornedo Vicentino per poter dare alla sua comunità questo annuncio. Un obiettivo tanto agognato ma che sembrava lontano nelle fasi più virulente della pandemia. Il suo comune, come molti altri nella zona dell'Ovest Vicentino, avevano toccato percentuali di contagio doppie rispetto alla media provinciale, obbligando quindi l'amministrazione ad adottare i duri restringimenti della zona rossa. Ora quella fase si può dire superata. Un risultato però ottenuto non senza, sappiamo, sacrifici altissimi dal punto di vista sia sociale che dal punto di vista economico. È per questo che dobbiamo ritornare, ripartire con il sorriso sulle labbra, ritornare alla vita associativa, sociale, comunitaria, ritornare a vedere il bicchiere mezzo pieno, ma facendolo sempre con responsabilità e il rispetto delle regole, soprattutto in questo momento storico vaccinandosi. Chi non l'abbia ancora fatto si rivolga al proprio medico di base, visiti il sito dell'USL 8 perché è facilissimo registrarsi e aiutando anche i nostri concittadini magari più fragili che non riescono a fare questo passo ed aiutarli a vaccinarsi. Buona ripartenza a tutti.